dell'IDV, collegato a Roma, ma ho un collegamento telefonico col governatore del Veneto, Luca Zaia. Perché l'ho chiamato? Buongiorno Zaia. Io l'ho chiamata per un semplice motivo, perché quando succedono fatti come quelli di Pantelleria, l'opinione pubblica tende a dividersi su una cosa: devono avere accesso, non devono avere accesso, tanti migranti, pochi migranti, ci sono quelli della Lega che non vogliono tanti migranti, gli altri progressisti che vorrebbero accogliere tutti, e si fa questo dibattito inutile. Inutile perché a me interessa di più le condizioni in cui poi li facciamo vivere. Scopriamo dalla cronaca che arrivano e finiscono a raccogliere i mandarini in Calabria e ci sono fatti di cronaca bruttissimi e razzistissimi, che è colpa degli italiani, oppure finiscono in quei capannoni di Prato. Allora io dico, voi che avete sempre sostenuto un ordine nelle cose, nel Veneto avete casi da denunciare prima che succedano? Lei come la pensa? Ma guarda, innanzitutto il Veneto è riconosciuto a livello nazionale a dispetto di quello che magari qualcuno potrebbe pensare. No, abbiamo un modello di integrazione che funziona. Pronto? Sì, la sento benissimo, l'ho chiamata per questo, perché conosco questi dati. E appunto io dico che in Veneto noi chiediamo che i controlli li si faccia, e li si faccia anche di frequente. Prova ne sia che non più tardi di 3 settimane fa, con un gruppo interforze è stata fatta una vera e propria retata nella China Ingross di Padova, e lì si è addirittura scoperto una scuola abusiva cinese. E lei dice benissimo, direttore, che nel momento in cui si parla di immigrazione non basta pensare allo sbarco di questi cittadini, ma bisogna pensare poi anche a quale sarà poi la prospettiva di vita che diamo sul suolo nazionale. La verità è che di lavoro non ce n'è più. Il mio stesso Veneto ha 170.000 disoccupati. Prima diciamo che il lavoro dobbiamo darlo ai nostri cittadini, tra i quali ci sono anche gli immigrati che si sono integrati in tutti questi anni, e poi dobbiamo pensare a chi magari cerca di lavoro in giro per il mondo. Io penso che sia fondamentale, me lo lasci denunciare questo, vivo in un Veneto nel quale, ma anche in un contesto nazionale nel quale si controllano tanto le aziende, costringiamo addirittura i ristoranti ad avere delle sale per la cucina che sono al pari delle sale operatorie come norme igieniche, e poi magari non si ha il coraggio di andare a controllare i laboratori abusivi o a scoprire quello che c'è di malaffare dietro questo fatto. Lei ha detto bene all'inizio, stiamo parlando di schiavitù, e la schiavitù va abolita. Certo, io prendo le sue parole, le giro al segretario dell'IDV Messina, perché è evidente che su questo possiamo essere d'accordo, cioè il problema sono le condizioni di lavoro e di vita, no Messina? Ma certamente sono le condizioni di lavoro che dobbiamo garantire, però vede, sentivo Scuderi intervenire. Bene, sì. Ha detto di aver fatto delle denunce, che il sindacato ha fatto delle denunce in questi anni che sono rimaste lettera morta. Sarebbe opportuno conoscere chi ha fatto queste denunce e chi è rimasto inerte, perché se no così non ci andiamo da nessuna parte, perché è inutile dire ho fatto una denunzia. Secondo, è opportuno sapere domani cosa accade a Prato o nei luoghi, nelle tante Chinatown italiane che sono sconosciute fino al momento della tragedia. Aggiungo, certo che lo sappiamo. Io a questo punto devo dirle, sfido in questo senso, e non ce la prendiamo sempre coi soliti sindaci che sono rimasti sul territorio a fare da pungible rispetto a tutto quello che accade, abbandonati da tutto e da tutti, a tassare e tartassare i cittadini non per colpe loro. Però dico questo, insieme al sindacato domani mattina andiamo a visitare una per una le fabbriche di Prato, vediamo quelle che devono stare aperte e quelle che devono stare chiuse, e se devono stare chiuse stiamo lì fino a quando non vengono chiuse o non vengono adeguate. Non è tollerabile che partano per la Cina miliardi di euro guadagnati in Italia e poi si lavori in quelle condizioni. Prima di fare partire queste somme adeguiamo le fabbriche. Con questo voglio dire, non è che noi dobbiamo far lavorare i cinesi o gli extracomunitari che arrivano, ma devono vivere, lavorare in condizioni adeguate, ed è sicuro che non è colpa del lavoratore, ma è colpa di chi glielo dà quel lavoro in nero e stato di schiavitù. Allora
condanniamo chi dà questo tipo di lavoro, non tolleriamolo più e facciamo in modo che si possa lavorare in situazioni che sono vivibili, civili, accettabili. In caso contrario andiamoci insieme a chiuderla, perché fare una denunzia che poi rimane lettera morta, l'Italia è piena di tragedie seguite a denunzie rimaste lettera morta. Su questo lei ha totalmente ragione, così come ha ragione Zaia quando dice, ed è la cosa che a me fa impazzire, che noi siamo il paese che ha più controlli formali di tutti. Noi abbiamo controlli su tutto, eppure succede di tutto. E un'altra cosa, e qui voglio sentire di nuovo Zaia, un'altra cosa che mi ha ricordato lei parlando, vede che ci troviamo poi, in realtà annunciavo del garante per i detenuti, della Cancellieri, non vorrei che noi dovessimo arrivare nell'assenza di responsabilità diffuse sul territorio a un garante per ogni cosa. Ma insomma il garante della vita civile e sociale siamo noi. Mi auguro che il garante per i detenuti non sia il solito garante all'italiana, perché alla fine c'è un problema nelle carceri, si risolve dando condizioni di guida più adeguate, risolvendo il problema delle carceri italiane. Non certo serve un garante, non vorrei che sia il solito garante all'italiana. Il garante serve perché siamo costretti purtroppo a denunce tardive di casi gravissimi, di morti in carcere, e poi se non risolviamo il problema a monte delle carceri italiane, le condizioni di vita dei detenuti e le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria, noi non andiamo da nessuna parte. Ci sono carceri realizzate e non aperte, ci sono carceri da ristrutturare, c'è di tutto. Ha ragione, voglio sentire Zaia, perché su questa cosa dei morti di Prato è importante. Siamo il paese dei controlli, però poi alla fine tutto lo scopriamo dalla cronaca. È così, Zaia? Ma sì, guardi, io poi le dirò che queste non sono delle sorprese, siamo di fronte a uno Stato che è forte con i deboli e debole con i forti, perché poi il dato di fatto è che è fin troppo facile andare sempre sotto le scatole del piccolo artigiano, fare i controllini che tutti noi conosciamo, che spesso rappresentano delle vere e proprie vessazioni. Quando poi si tratta di confrontarsi con la criminalità, perché tale è quella che fa vivere in schiavitù lavoratori spesso immigrati, magari io non dico che si chiude un occhio, però dico che dobbiamo parlare purtroppo dopo questi tragici fatti del fatto dei controlli. Quindi si approfitti oggi di fare retate, di fare pulizia, anche perché un'economia drogata da questi laboratori non è un'economia vera, perché parliamo tanto di crisi, ma partiamo dal presupposto che un lavoratore e un imprenditore serio in regola non riesce a stare sul mercato fronte a fatti come questi. Certo, e questo è un tema importantissimo. Con il cuore io sono dalla parte di quello che ha detto Scudiere poco fa, e lo dico seriamente. Noi dobbiamo aiutare naturalmente i cinesi che sono sottoposti alla loro criminalità organizzata a liberarsi, però poi dobbiamo anche dire che non è soltanto per mandare i soldi in Cina, il guadagno non è solo quello, è quello che diceva anche Zaia, ci sono marchi italiani che lucrano su questo lavoro e che guadagnano qui e in qualche modo spesso sono citati come marchi di eccellenza. Se il costo del lavoro è troppo alto in Italia, che si provveda a renderlo meno oneroso per tutti gli imprenditori, ma non possiamo assistere a questa doppia velocità, per cui poi il lavoro di questi schiavi cinesi o stranieri serve per marchi che hanno prestigio italiani e per il Made in Italy. Penso che Zaia volesse dire proprio questo, che ci vuole un'unica regola per tutti. Io vi ringrazio tutte e due, credo che la regia voglia di nuovo la linea, grazie a Luca Zaia per il tempo che ci ha concesso, a Scudiere, li ho trovati al volo per telefono, e naturalmente Ignazio Messina lo ringrazio per essere con noi in studio, è la prima volta che lei compare come nuovo segretario dell'ITV, spero di discutere con lei tante altre volte su altri argomenti. Buona giornata a tutte e tre. Fatti e misfatti finisce qui e ci vediamo domani all'1 e naturalmente vi lasciamo a TG Com e alle sue notizie.